Pronti? 1, 2, 3. Buono questo segnale con velocissimo Chris Del Nord che prende la testa nei confronti di Chirone Jet, partito benissimo dalla seconda fila del nastro. Terza posizione per Cimbro Gas che precede Bellium Debuti, quindi Output Pressure, ha girato anche lui molto bene, quindi Eclair, Magic, poi via via gli altri, Zero Gravity che precede Antonio Boccino, quindi Bacco Baciori sale allo scoperto, Breila di Casei, punta addirittura in terza ruota invece Aramis e K. Il primo quarto in 29,7, mette ovviamente sul ritmo Crescenzo Maione che cammina all'avanguardia con Chris Del Nord. Allo scoperto si porta Output Pressure che lascia sfilare di fuori Aramis e K che prosegue a puntare in avanti. È stato 46 per i primi 600 metri, ha rallentato drasticamente sulla curva di destra Crescenzo Maione. Arriva Aramis e K, riaccelera allora il battistrada. Primo giro se ne va in 1 minuto e 4 decimi. Di fuori Aramis e K si porta in scia Output Pressure, mentre in seconda posizione alla corda Chirone Jet precede sempre Cimbro Gas e Bellium Debuti. Il primo chilometro se ne va in 1,15 e mezzo. Ha sbagliato Aramis e K. Chris Del Nord rimane Numero così in vantaggio 14, con a destra ora Aramis Output K, Pressure che si squalificato. sostituisce ad Aramis e K nelle vesti di attaccante. Davanti alle tribune una frazione abbastanza svelta, si viaggia sul piede dell'1,15. Chris Del Nord in vantaggio, Chirone Jet nella sua scia, poi Cimbro Gas di fuori sempre Output Pressure quando sbaglia anche Chris Del Nord Numero che era in vantaggio, 3, allora Chris passa Del Output Nord, Pressure nei confronti di Chirone Jet a 500 metri dalla conclusione, rimane lì a contatto sempre Cimbro Gas avanti a Bellium Debuti, il miglio in 1,58 e mezzo, Antonio Boccino sempre di fuori. Output Pressure è in vantaggio a metà della piegata conclusiva, inseguito da Chirone Jet, poi Cimbro Gas e Antonio Boccino. Ancora Bellium Debuti, cerca di venire in mezzo alla pista Breila di Casei, la retta arrivo per Output Pressure che è in vantaggio, prova a spostare la sua scia Chirone Jet, Output in vantaggio, Chirone che attacca, si difende Output Pressure da Chirone Jet, Output Pressure che viene a vincere nei confronti di Chirone Jet al terzo posto. Finisce fortissimo Eclair Magic ad apparigliare completamente, probabilmente a battere Cimbro Gas. Poi foto anche per il quinto tra Breila di Casei e Antonio Boccino. 1,14,2 il doppio chilometro di Output Pressure. Manuel Pistone per il training di Mele Ossani e Niccolò Venturi. Stephen Ciangura alla proprietà del 9 anni da Giganneo che nel finale si difende 1,5 meglio rispetto a Chirone Jet, 10,9,4 i primi tre probabilmente, ma c'è foto. Poi ancora Cimbro Gas e quindi Antonio Boccino che si è salvato da Breila di Casei, 10, 9, 4, 2, 7 probabilmente l'ordine d'arrivo dei primi 5, i numeri, la combinazione quintè, la vittoria per Output Pressure, Manuel Pistone, Niccolò Venturi, Emanuele Ossani, Stephen Ciangura sugli scudi in questa bella vittoria, questa tris quartè quintè della serata cesenate.